In questo video parleremo di un concetto fondamentale riguardo la sostenibilità dell'acqua. Vedremo nel dettaglio cosa si intende per acqua virtuale e la conseguente water footprint, ossia l'impronta d'acqua. Il cosiddetto calcolo dell'impronta d'acqua di tutto ciò che ci circonda e di cui facciamo uso è da considerare come uno strumento per acquisire una maggior consapevolezza nell'uso dell'acqua. Guardiamo il seguente video che illustra le nostre abitudini in relazione all'acqua. Il nostro consumo di acqua non si limita a quella utilizzata in cucina o per fare la doccia. Una quantità considerevole d'acqua è contenuta anche nella produzione e nel commercio di alimenti e beni di consumo. Ad esempio, considerando la quantità d'acqua necessaria per la coltivazione, la lavorazione ed il trasporto del caffè, si scopre che per una sola tazzina vengono consumati ben 140 litri d'acqua. Quest'acqua, detta anche acqua nascosta, è conosciuta con il termine di acqua virtuale, concetto che si deve al professor John Anthony Allan, che ha introdotto e sviluppato quest'idea, per la quale ha ricevuto lo Stockholm Water Prize nel 2008. Il volume di acqua virtuale contenuto in un bene o in un servizio può variare da regione a regione in base alle diverse condizioni climatiche e alle diverse tecniche agricole. Nelle zone aride e semiaride, ad esempio, conoscere il volume di acqua virtuale contenuto in un determinato bene diventa importante per un utilizzo più efficiente e consapevole della poca acqua disponibile. Sentiamo quindi dalle parole della dottoressa Silvia Riberti una spiegazione più dettagliata. Il concetto di acqua virtuale è fondamentale per sviluppare una maggior consapevolezza rispetto ai nostri consumi, idrici ma non solo. Pensate che per produrre 1 chilo di manzo sono necessari oltre 15.000 litri d'acqua. Allo stesso modo, per produrre un hamburger da circa 150 grammi sono necessari 2.400 litri d'acqua. Oggi nella nostra dieta la carne è un prodotto molto diffuso, ma anche alla luce di questi dati non dovremmo abusarne. La misura dell'acqua virtuale è stata tradotta in numeri dal professor Arjen Hoekstra, che ha messo a punto modelli in grado di calcolare l'acqua virtuale di un prodotto, di un singolo individuo o addirittura di una nazione. Si tratta della water footprint o impronta d'acqua. Entriamo più nel particolare con la dottoressa Riberti. L'impronta idrica di un prodotto è molto importante perché ci informa non soltanto del consumo idrico totale, ma anche di come e in quali passi della filiera produttiva l'acqua è stata consumata. Nel calcolare l'impronta d'acqua si tengono in considerazione 3 componenti: l'acqua verde, l'acqua blu e l'acqua grigia. Per acqua verde si intende quell'acqua necessaria alla coltivazione che deriva dalle precipitazioni. Per acqua blu si intende sempre quell'acqua necessaria alle coltivazioni ma che è stata irrigata dall'uomo, quindi tratta dai fiumi, dai laghi o dalle falde superficiali. Infine, per acqua grigia si intende quel volume di acqua dolce che viene inquinato nel corso di tutto il processo produttivo. L'ammontare dell'acqua che viene impiegata nella produzione industriale varia enormemente a seconda del tipo prodotto. Si pensi ad esempio che per produrre 1 chilogrammo di acciaio sono necessari 95 litri d'acqua, ma per produrre 1 chilogrammo di carta l'acqua indispensabile è più di 3 volte tanto, ben 324 litri. Un normale foglio di carta A4 richiede 10 litri di acqua. Pensiamoci prima di sprecarlo. È interessante considerare l'impronta idrica anche di un prodotto diffuso come una maglietta di cotone. Pensate che per produrre questa maglietta, dalla coltivazione di cotone fino alla sua produzione finale, sono necessari ben 2.700 litri d'acqua. Per la produzione annuale di cotone noi consumiamo in tutto il mondo oltre 200 km3 di acqua dolce. È una quantità veramente grande, pari al doppio della portata del fiume Nilo. Altrettanto, sempre per la produzione annuale di cotone, arriviamo a inquinare 50 km3 di acqua dolce, più o meno come la portata del nostro fiume Po. Oggi come oggi i paesi che producono cotone maggiormente nel mondo sono gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile, il Pakistan e l'Uzbekistan, ed è proprio qui che si è dissecato il lago d'Aral a causa di una coltivazione di cotone non sostenibile. Vediamo adesso un caso studio. L'impronta d'acqua della pizza margherita, uno dei prodotti tipici italiani più amati. Quanto ci costa, in termini di acqua virtuale, una pizza margherita? I dati ci dicono che una margherita di circa 725 grammi
fatta con farina di grano tenero, mozzarella e pomodoro, ci costa ben 1216 litri di acqua. È necessario esserne consapevoli, non per smettere di mangiare questa delizia tipica italiana, ma per diventare più responsabili e difensori delle nostre scelte, cercando di orientarle verso la sostenibilità, cioè una condizione ambientale che garantisca la fruibilità di questo prodotto anche nel futuro. Come e dove viene identificata l'acqua virtuale nascosta in una margherita? Anzitutto, l'impasto della pizza è fatto con poca acqua, che evapora quasi tutta in cottura, e farina di grano tenero, la quale ha un'impronta d'acqua di 961 m3 per tonnellata. L'impatto maggiore si deve alla produzione della passata di pomodoro e all'allevamento delle bufale per la mozzarella. La produzione dei pomodori ha luogo in molte regioni. In Emilia-Romagna, dove si coltiva intensivamente questo ortaggio, si registra un accentuato inquinamento idrico, ad esempio tra Parma e Piacenza, ma anche in piccole aree vicino a Ferrara. Per quanto riguarda invece la mozzarella, è necessario partire considerando quanto costa in termini idrici allevare una bufala. Si considera quindi l'acqua necessaria per abbeverarla, per coltivare il cibo di cui si nutre e l'acqua necessaria per la pulizia. L'impronta idrica media del latte italiano è stimata a 1308 litri per chilogrammo, da cui si ricava l'acqua virtuale totale al termine della produzione della mozzarella, 7117 litri per chilogrammo. Calcolando il totale tra queste componenti, è possibile stabilire che per una pizza margherita abbiamo un'impronta d'acqua di 1216 litri. Abbiamo visto quindi, grazie agli studi sulla gestione dell'acqua del professor Arjen Hoekstra e più nello specifico al concetto di water footprint, ossia impronta d'acqua, quanta acqua sia necessaria per produrre i beni di consumo del nostro quotidiano, siano la nostra amata pizza, il caffè o la maglietta di cotone che indossiamo. Ogni cosa ha bisogno di acqua.